Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Talk Talk Sardegna. Dopo la pausa natalizia siamo ritornati a farvi compagnia in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno, e a farmi compagnia stavolta non c'è Piero, non c'è Emanuele, non c'è Matteo Cardia, ma è un visito come me perché anche lui è il maglione col luppetto, Alessia Riu. Buonasera a tutte e a tutti. Il nostro ospite è il professor Gianni Fresu, che è già stato ospite con noi su Talk Talk Sardegna per parlare di Brasile, e all'epoca, professore, eravamo ancora in una fase in cui non si immaginava che saremmo arrivati in questa situazione. Molti dicevano sì, probabilmente ci sono delle proteste, ci saranno forse degli scontri, però non si pensava che avremmo visto un'azione di forza così importante da parte dei sostenitori di Bolsonaro. Quindi grazie mille per essere con noi. Proprio la mia domanda iniziale è proprio questa, cioè si poteva aspettare una cosa del genere? Non era la prima volta che accadeva che i sostenitori di Bolsonaro fossero così violenti, comunque sia avessero voluto esprimere le loro idee non in un modo, ecco, democratico. Se riguardate la puntata in cui sono stato ospite, già allora in realtà avevo annunciato che non ci sarebbe stato un riassorbimento nella normale dialettica parlamentare, che Bolsonaro non smobilitava e che la sua base sociale avrebbe puntato a radicalizzare lo scontro per evitare la transizione e dunque il cambio di governo. Io avevo ampiamente previsto tutto questo, anche negli articoli che avevo scritto per il quotidiano del manifesto, sia il giorno del primo turno sia il giorno del ballottaggio. Tra l'altro avevo anche ricevuto abbastanza critiche, perché in realtà si riteneva che la mia posizione fosse eccessivamente pessimista, ma io, avendo avuto contatto diretto con il bolsonarismo, conoscendo alcuni suoi dirigenti, avendo partecipato alla grande manifestazione di massa fatta il 7 di settembre a Rio de Janeiro, in cui di fatto loro dissero in un comizio: se non vinceremo nelle urne, vinceremo coi proiettili. E questo l'ha detto un deputato molto vicino a Bolsonaro, con Bolsonaro nella stessa piazza, nella stessa manifestazione. Beh, quelli erano tutti segnali inequivoci. Il punto è che il bolsonarismo non è un semplice movimento conservatore, è un'organizzazione di massa che non ha dietro un partito, che si appoggia alla rete delle chiese evangeliche di derivazione nordamericana, e il Brasile ha subito un'americanizzazione forzata. Tenete conto che il Brasile è sempre stato il più grande paese cattolico al mondo, e di questo passo tra qualche anno sarà un paese completamente protestante. È un movimento nel quale si mischiano elementi provenienti dalla storia del Brasile, quindi la tradizione e l'eredità coloniale, l'eredità delle dittature militari, di una variante del fascismo brasiliano che era il movimento integralista di Plinio Salgado, e vari riferimenti all'ideologia fascista. Quindi un movimento di carattere sovversivo e reazionario, rispetto al quale le categorie della filosofia politica liberal-democratica, come quelle di John Rawls sul pluralismo ragionevole, non hanno modo di, diciamo, rendere possibile una dialettica, perché questi sono gruppi che non accettano l'idea del pluralismo ragionevole, del fatto che una società democratica ha dei valori di fondo che non possono essere messi in discussione a prescindere dalla nostra visione del mondo. Quindi purtroppo io ero sicuro che sarebbe arrivati a questo punto, anche in ragione delle tante ambiguità e complicità che si stanno dimostrando e documentando anche attraverso inchieste giuridiche nell'esercito, nella polizia, in parti importanti degli apparati burocratici, e soprattutto del tessuto economico produttivo brasiliano, che ha in tutti questi mesi finanziato le azioni golpiste che sono sfociate nell'atto drammaticamente visto da tutti l'8 di gennaio. Professore, quindi sostanzialmente secondo lei ci potrebbe essere un passo in avanti dal punto di cioè, della fazione militare che avanza questa ipotesi di colpo di Stato, mi passi il termine, ci potrebbe essere uno scenario del genere? Ovviamente speriamo di no. Allora, io credo che in Brasile in questo momento tutto sia possibile. Il Brasile è un paese storicamente sempre al limite della guerra civile, perché le classi dirigenti brasiliane, quelle tradizionali che
vengono dall'eredità del colonialismo sono classi oligarchiche che non hanno nessun interesse ad ampliare le basi sociali dello Stato. Storicamente tutti i colpi di Stato in Brasile sono avvenuti per questa ragione. E quindi questo determina un livello di conflitto molto elevato. Ma la cosa, secondo me, diciamo così, complicata è che non soltanto le classi dirigenti, ma apparati importanti dello Stato hanno delle posizioni di ambiguità. Io credo che questo tentativo di golpe, che non è andato a buon fine, sia stato sventato per 3 ragioni. Primo, perché nonostante molte ambiguità e complicità, le forze armate non hanno aderito al golpe e quindi hanno dimostrato per ora la loro lealtà costituzionale. Secondo, la società brasiliana ha reagito immediatamente con grandi manifestazioni di massa in favore della democrazia. E terzo, i 3 poteri dello Stato, che erano il bersaglio, perché Bolsonaro ha sempre attaccato l'idea della unità e distinzione tra i 3 poteri. Lui riteneva che il legislativo e il giudiziario dovessero essere subordinati alla volontà del presidente. È una concezione bonapartista della politica. Ecco, i 3 poteri sono, diciamo così, mostrati uniti e hanno risposto con una sola voce immediatamente. Io credo però che tutto questo è avvenuto anche perché c'è stato un contesto di pressioni e di attenzioni internazionali, perché un colpo di Stato così brutale e intriso di primitivismo politico sarebbe stato difficilmente accettato. E quindi, diciamo così, il consenso internazionale ha spinto i militari a non appoggiare il golpe. Io non so se ci fosse stato il grande alleato di Bolsonaro alla Casa Bianca, Trump, i militari si sarebbero comportati nella stessa maniera. In queste ore sono venuti fuori 2 elementi inquietanti. Il primo è che Anderson Torres, ministro della giustizia del governo Bolsonaro, figura legatissima da sempre a Bolsonaro, che adesso con le ultime elezioni era diventato il segretario di pubblica sicurezza dello Stato di Brasile, cioè colui che doveva garantire l'incolumità dei palazzi del potere. Ecco, Anderson Torres ha preso l'incarico di segretario, che è ministro in sostanza dello Stato di Brasilia, per questa funzione delicatissima il 2 di gennaio. Il 7 di gennaio, o l'8 se non ricordo esattamente, è partito, ha lasciato il Brasile e ha raggiunto Bolsonaro in Florida. Cioè un ministro che in quel contesto, a pochi giorni dall'insediamento del presidente e con le pressioni che crescevano e che erano manifeste, abbandona il suo posto di lavoro e raggiunge l'ex presidente della Repubblica in Florida. Già questa è una cosa abbastanza strana. E in più proprio ieri la polizia federale, anzi no, la polizia militare, credo, ha perquisito la casa di Anderson Torres e ha trovato una sorta di bozza di decreto d'urgenza che si chiama Stato di difesa, destinato al Supremo Tribunale Elettorale del Brasile, e nel quale era prevista la sospensione e la revisione del risultato elettorale. Cioè loro hanno trovato un documento nel quale era programmato un colpo di Stato. Ora, la magistratura dovrà appurare tutto quanto e quindi non si fanno i processi prima, diciamo così, che i documenti siano stati visionati, però degli elementi stanno venendo fuori e sono veramente inquietanti. Lula, una delle prime cose che ha detto a caldo quando ha decretato l'intervento federale per ripristinare l'ordine democratico minacciato, ha immediatamente indicato i mandanti, perché lui ha detto: il problema non sono solo questi 4 disperati che hanno assaltato il Parlamento, il Supremo Tribunale Federale, il Planalto, quindi la residenza della Presidenza della Repubblica. Il problema sono i mandanti, perché la magistratura stava già appurando che dietro questa radicalizzazione costante che c'è stata in questi mesi c'erano grandi produttori di soia e di carne, che sono quelli che hanno tutto l'interesse a deforestare l'Amazzonia per avere un'accumulazione primitiva a loro vantaggio, sono quelli che commerciano con i legnami pregiati e i minerali sottratti all'Amazzonia, sono grandi reti di distribuzione commerciale e di relazioni economiche e produttive che vivono dallo sfruttamento della miseria e da un costo del lavoro
a basso costo e senza nessun diritto. Ecco, questi gruppi hanno finanziato giorno per giorno queste attività. Esatto. E quindi ora la magistratura sta arrivando a questi mandanti. Professore, questa cosa che ha detto lei adesso è interessantissima, cioè il fatto che comunque sia non era un'azione di un gruppo solitario, isolato, ma era un impianto ovviamente più grande. In questi giorni Lula sono stati bloccati i conti correnti di Bolsonaro e del governatore di Brasilia, si sta cercando di bloccare e cercare di capire chi sono effettivamente i finanziatori anche dal punto di vista appunto della protesta. E questa situazione così tesa, con dei grossi gruppi economici che stanno dietro questa rivolta, rischia di costringere Lula ad essere più cauto anche con le proposte politiche. Come ha detto giustamente lei, questi erano gruppi che volevano deforestare l'Amazzonia. Subito una delle prime cose che Lula ha detto era che si sarebbe bloccato questo disastro ambientale. Ecco, pensa che ci sarà un cambio di rotta da questo punto di vista? È difficile da prevedere e alcuni osservatori in Brasile hanno sostenuto che più che una volontà di golpe ci fosse la necessità di condizionare profondamente il prossimo governo. Quindi c'è anche questa ipotesi. E quindi io non so bene, certo gli equilibri in Parlamento non sono semplici, perché Bolsonaro ha ottenuto comunque un consenso importante e nel Senato, ad esempio, ha piazzato tutti i suoi principali colonnelli. Però sicuramente c'è la volontà di frenare le politiche riformatrici in diversi campi, la tutela ambientale in Amazzonia, le politiche del lavoro, le politiche salariali, tutti quegli elementi che mettono in discussione per una parte limitata della popolazione la capacità di costruire ricchezze e profitti a danno del resto della società. Questo lo si vedrà, io credo, nei prossimi mesi. Certo che le dichiarazioni di insediamento di Lula e anche l'individuazione dei principali ministeri va in direzione tutt'altro che, diciamo così, coincidente con la volontà di languidire, di, diciamo così, annacquare le politiche di riforma, perché è stato istituito il Ministero della questione indigena, è stato istituito un Ministero di tutela ambientale forte che dalle prime dichiarazioni è intervenuto subito per ripristinare quegli strumenti di controllo del territorio che Bolsonaro aveva eliminato. Così come anche sulle politiche sociali sono state fatte delle dichiarazioni che sono in netta contrattendenza rispetto a Bolsonaro. C'è un altro elemento che non ho indicato prima tra quelli importanti, che riguarda i processi che Bolsonaro e tutto il clan di Bolsonaro rischia di avere nel caso in cui, diciamo così, le cose non vadano bene per lui. Perché? Perché Bolsonaro aveva stabilito 100 anni di sigillo, cioè l'impossibilità di portare avanti delle inchieste della magistratura su diverse questioni che riguardano lui, la sua famiglia e figure anche imprenditoriali a lui legate, oltre a diversi ministri. Per esempio il ministro dell'ambiente Riccardo Salles, che è il principale responsabile della deforestazione dell'Amazzonia, del via libera dato ai garimperos che tagliano le foreste, scavano per prendere i minerali e fanno arrivare poi gli allevamenti e i produttori di soia, che candidamente in una riunione del Consiglio del Governo, riunione che era stata registrata e poi divulgata dalla Rete Globo, lui aveva detto bisogna far passare a boiada, ossia bisogna far passare i buoi, sfruttare questo momento eccezionale per prendere quanto più prendiamo, quanto più possiamo. E lui è legato a filo diretto con questi gruppi parassitari che vivono appunto dallo sfruttamento delle risorse pubbliche. Quindi ci sono una serie di inchieste della magistratura che rischierebbero di travolgerlo. E lui aveva posto un sigillo di 100 anni su queste inchieste, su queste figure, su determinati conti correnti, con la convinzione di essere eletto alle elezioni. Quindi tutta questa pressione per impedire la transizione è anche legata a una paura molto più prosaica e meno politica, cioè quella di finire in galera. E quindi ci sono in ballo molte questioni che rendono complessa la situazione. Certo. Professore, una domanda di carattere un po' più generale. Secondo lei questo è un fenomeno che è stato, cioè, che
questo tentativo di golpe, chiamiamolo così, in Brasile, prima Capitol Hill, potrebbe creare un precedente, una sorta di domino tra centro e periferia. Per centro intendiamo Washington e periferia tutti gli altri stati che diciamo sono satelliti agli Stati Uniti, cioè creando altri Capitol Hill in giro per il mondo. Un aggravarsi della situazione mondiale, secondo lei? Io temo che il caso del Brasile non sia un fenomeno esotico, nel senso che noi viviamo una fase, uso due categorie di Antonio Gramsci, che è l'autore che io studio di più. Gramsci sostiene che il fascismo nasce in Italia e poi sorgono i fascismi in un contesto che è di crisi organica internazionale, cioè crisi dei rapporti di produzione, delle modalità di accumulazione e distribuzione della ricchezza, e anche di crisi di egemonia delle ideologie dei partiti tradizionali che governavano l'Europa. Cioè, dopo la Prima Guerra Mondiale abbiamo una colossale crisi organica dell'economia e una crisi di egemonia dei gruppi liberali. Ideologica. In Italia, pensiamo a Giolitti, Nitti, Salandra, ma anche nel resto d'Europa. Ecco, lì sorge una nuova modalità di intervento militare nella politica che pretende di restaurare l'ordine attraverso una reazione che si presenta però non come conservatrice ma come rivoluzionaria. Ecco, oggi siamo in una fase storica di crisi organica del capitalismo mondiale che è iniziata nel 2008 e non è ancora finita e che è passata anche attraverso una pandemia, e una crisi di egemonia di tutti i gruppi politici tradizionali. In Brasile ciò ha investito il principale partito della borghesia tradizionale, che era un partito più moderato, che era il PSDB. In Europa sta investendo i partiti che hanno reso possibile il processo di unificazione europea, sia il Partito Popolare che il Partito Socialista. E tutto questo avviene in un contesto di coordinamento internazionale della destra radicale, con Steve Bannon, che è un punto di raccordo importante tra Italia, Ungheria, Polonia, Brasile, Stati Uniti d'America. Non sono fenomeni isolati. Questa destra si sta internazionalizzando e soprattutto è pericolosa perché? Perché in passato la destra conquistava consensi al centro dell'elettorato con una proposta che potesse tenere dentro diverse opzioni. Il bolsonarismo, ma non è solo il bolsonarismo, pensiamo a Orban in Ungheria, conquista consensi attraverso la radicalizzazione assoluta del messaggio politico e dello scontro. E teniamo conto che quando Bolsonaro è stato eletto non ha generato nei gruppi, diciamo così, della destra europea una presa di distanza, perché sin dall'inizio si sapeva, Bolsonaro era uno che prima delle elezioni del 2018 diceva che la dittatura militare è stato un grande evento democratico e che il problema della tortura non esiste, perché lui diceva il problema è che hanno ucciso solo 3.000 persone quando bisognava ucciderne 30.000. Ecco, il giorno dopo delle elezioni guardatevi le dichiarazioni di Salvini, guardate come è stata accolta la vittoria di Bolsonaro nel partito di Fratelli d'Italia, guardate ovviamente negli Stati Uniti d'America, quindi non è un fenomeno esotico. Io credo che ci sia un rischio per tutto il mondo di fronte a una destra radicale che non riconosce quei principi attraverso i quali in questi decenni si è costruito l'equilibrio liberal-democratico che, richiamando nuovamente un autore come John Rawls, è quello del pluralismo ragionevole, ossia che esiste la possibilità di una competizione tra visioni del mondo alternative, anche radicalmente alternative, ma a partire dal riconoscimento di alcuni valori che diciamo così, fondano l'etica della tolleranza tra visioni del mondo in competizione. Se tu non riconosci quei valori, hai voglia di, diciamo così, pretendere di costituzionalizzare le forze. Loro non si faranno mai, e il bolsonarismo non si fa costituzionalizzare, così come non si fece costituzionalizzare Mussolini, nonostante Giolitti, Croce, Salandra, il Corriere della Sera con Albertini ritenevano che in quella condizione di crisi
la Certo. funzione del fascismo era positivo, che tanto poi Mussolini sarebbe stato costituzionalizzato come tutti gli altri. Non è andata così. Senta professore, ultimissima domanda, vorrei tornare in Brasile, proprio all'interno di quelle che possono essere anche le dinamiche sociali della popolazione brasiliana. Pensa che questo colpo di Stato, comunque questo tentativo di sovvertire quello che era il risultato elettorale, farà un effetto really around the flag, cioè si avvicinerà la popolazione alla figura di Lula, che in questo momento è il garante dell'ordine in Brasile, oltre al fatto che è stato il presidente eletto democraticamente. Ci sarà quindi un allontanamento da certe posizioni, come potevano essere, possiamo dire, del centro politico da Bolsonaro verso Lula, proprio per questo rappresentare le istituzioni brasiliane. Ma c'è già stato questo movimento, nel senso che pochi giorni fa hanno già fatto uscire dei primi sondaggi dai quali si evince che il consenso ottenuto da Bolsonaro sia enormemente ridimensionato, perché ovviamente quello che è accaduto ha spaventato il paese per la brutalità, perché hanno votato Bolsonaro anche tanti cittadini brasiliani che non sono di destra radicale, perché se Bolsonaro ha ottenuto quasi la metà dell'elettorato del Brasile, non può essere la metà del popolo brasiliano così radicale, perché non esiste questo. E quindi sicuramente in questo momento Lula è visto come una figura che anche a partire dalla sua esperienza precedente può evitare un precipitare degli eventi nel paese. E in questo sta giocando un ruolo importante la figura che più è stata bersagliata dagli attacchi da parte di Jair Bolsonaro negli anni del suo mandato presidenziale, che è il Supremo Tribunal Federal, che è la Corte Costituzionale brasiliana, che in Brasile ha una funzione anche più diretta di intervento rispetto alla nostra Corte Costituzionale, e che nei 4 anni del mandato è intervenuto per smontare diverse proposte e pretese di intervento da parte di Bolsonaro che avrebbero messo in discussione la natura democratica di quel paese. Ecco, il presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sta intervenendo con una durezza che è appropriata al caso, ma che non era scontata, perché in passato, al contrario del potere giudiziario, si è prestato a operazioni paragolpiste o ha subito profonde pressioni. Faccio un esempio tra tutti. Qualche anno fa è uscita un'intervista del generale Villas-Boas, che è un generale importantissimo cioè l'intervista non era riferita a lui, era riferita a un giudice che ha, tra molte, diciamo così, tra le righe, fatto capire che quando il Supremo Tribunale Federale ha reso possibile l'arresto di Lula, anche se non c'erano delle prove, c'è stata una pressione da parte dei generali, si è fatto il nome di Villas-Boas, che ha chiaramente fatto capire che se Lula non fosse stato arrestato in quel frangente, i militari sarebbero intervenuti. E badate bene, la Costituzione brasiliana ha un articolo eredità, perché in Brasile la transizione l'hanno gestita i militari e partiti legati alla dittatura. Esiste un articolo della Costituzione che rende legittimo e costituzionale l'intervento dei militari in caso di instabilità politica, di emergenza, e quindi tutta questa pressione che c'è stata fuori dalle caserme chiedendo l'intervento militare è legata a questa clausola di salvaguardia che i militari hanno nella Costituzione brasiliana e loro periodicamente intervengono. Ora, ripeto, io credo che se non ci fosse stata questa pressione internazionale e ad esempio ci fosse stato Trump alla Casa Bianca, per quanto io credo che alla fine sulle linee di politica estera, al di là dei toni democratici e repubblicani, non è che siano così diversi, ma se ci fosse stato il principale alleato di Bolsonaro alla Casa Bianca, non so come i militari si sarebbero posizionati in questo. Però stanno emergendo già prove di poliziotti e militari che di fronte alla distruzione sistematica non solo non sono intervenuti, ma hanno agevolato l'entrata. Lula nella conferenza stampa di ieri ha detto: stiamo appurando dei casi gravissimi dai quali si evince che sono stati militari e poliziotti stessi ad aprire le porte dei tre poteri. Grazie mille professore, perché ovviamente è un quadro ancora complesso. Poi il Brasile purtroppo, questa è una cosa che abbiamo notato tanto, non è stato valorizzato tanto quello che è successo rispetto
a un evento magari che è analogo, che era quello che era successo a Washington, per quanto comunque sia il Brasile sia uno dei paesi più popolosi del mondo, abbia una delle economie che sta crescendo di più al mondo, quindi non era decisamente un posto, ecco, anche lì esotico, questo anche in modo un po', se vogliamo, provinciale con cui noi guardiamo determinate parti del mondo. Quindi la ringrazio per averci dato una mano a costruire un quadro un pochino più chiaro. Invito chi ci sta guardando, se vuole avere un altro quadro aggiuntivo, c'è uscito l'articolo del nostro Lorenzo Pucci che riassume in breve quello che è successo, e ancora precedentemente l'articolo di Matteo Cardia che tratta il pre-elezioni, quindi anche per avere un quadro del prima e del dopo, per avere un quadro un po' più chiaro. Quindi grazie mille professore, grazie mille ad Alessio che è stato fido compagno in questa trasmissione e ha sostituito egregiamente Pier ed Emanuele, che salutiamo, che non possono essere qua con noi oggi per altri motivi. Ringraziamo anche la redazione Esteri che ci ha dato ovviamente una mano a preparare la trasmissione e a curare le domande, quindi grazie a tutti e a tutte quelle che hanno dato l'opportunità di preparare questa puntata. L'appuntamento, anche stavolta non vi dico quando è, perché l'ultima volta che vi ho detto una data non è stata rispettata, quindi sarà, seguiteci sui nostri social, avrete tutte le informazioni necessarie per poter appunto seguire quello che succede dalla Sardegna, dall'Italia e dal mondo. Ormai siamo sempre più globali. Quindi grazie ancora al professor Fresu per essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro. E l'appuntamento con tutti voi sempre su TalkTalk Sardegna per scoprire tutte le ultime notizie. A tutti voi l'auguro di una buona serata.